siamo con Alessandro Majorano. Allora, Alessandro è voluto venire qui al Palazzo di Giustizia, davanti alla sede del Palazzo di Giustizia di Firenze, per un motivo ben preciso. Allora, il motivo ben preciso è di poche ore fa. Praticamente il mio avvocato Carlo Taormina aveva fatto una richiesta di accorciamento dei tempi in relazione al processo dove io sono imputato per diffamazione, presunta diffamazione contro Matteo Renzi, processo che si dovrebbe risvolgere nuovamente il 15 di giugno all'interno di questa struttura. Ma il mio avvocato, appunto Carlo Taormina, ha fatto una richiesta ben precisa al magistrato chiedendo di accorciare i tempi per ragioni di giustizia. È arrivata la risposta del magistrato senza una giusta motivazione, dove il magistrato dice no, il processo va ripreso il 15 di giugno. Ora è alquanto strano questa cosa, perché... Ecco, innanzitutto scusami Alessandro, tanto per essere chiari, diciamo anche nomi delle persone che chiamiamo in causa. Il magistrato? Sì. Il magistrato in questione si chiama Marzia Cacchiani, okay. È un giudice del Tribunale di Firenze che ha detto no alla richiesta di accorciamento tempi del processo Renzi e Majorano, dove io sono imputato per presunta diffamazione. Ma è una cosa molto strana, dicevo, perché di solito io imputato avrei tutto l'interesse a far sì che il processo vada per le lunghe, perché sono imputato. Un imputato che chiede l'accorciamento dei tempi è un cittadino che forse vorrebbe portare finalmente in aula Matteo Renzi con prove alla mano e attraverso il mio avvocato fare diverse domandine, insomma, a Matteo Renzi. Quindi diciamo tu chiedi l'accorciamento dei termini, cosa che praticamente dovrebbe chiedere invece l'altra parte, dovrebbe no? chiedere Renzi, perché dovrebbe essere per l'interesse di tutta la nazione non allungare i tempi ma accorciarli in odore di verità, insomma. Invece ecco, diciamo la motivazione per la quale tu chiedi questa cosa, cioè nel senso, perché vuoi portare Renzi in tribunale? Voglio portare Renzi in tribunale perché ho le prove delle accuse che io ho fatto nel tempo a Matteo Renzi. Ho una serie di situazioni dove potrei in qualche maniera creare un po' di problemi legali al premier abusivo, ma questo è una cosa che al momento non si può fare perché, ripeto, il giudice ha detto no. Però c'è da dire che il mio avvocato inizierà un'altra azione sempre in merito a questo no, ripresenterà la domanda e, a quanto ho capito, Carlo Taormina verrà a Firenze a riparlare sia al Presidente del Tribunale sia con alcuni PM che al momento hanno alcuni fascicoli in relazione sempre a Matteo Renzi, Carrai, Spanò e quant'altro, dopo la mia denuncia in relazione alla casa di via Alfani 8 pagata da Carrai, ma anche e soprattutto in relazione alla denuncia del 1° agosto in merito a presunti reati di associazione a delinquere, peculato, riciclaggio e corruzione, dove noi abbiamo denunciato il premier abusivo Renzi alla Procura della Repubblica di Roma. Ecco, cioè, non è nell'interesse della nazione far capire chi abbiamo ad abusare un potere che tra l'altro è stato giudicato illegittimo dalla Corte Costituzionale. Ecco, non è un dovere dei magistrati e dei giudici andare a verità, cioè quindi far capire chi è il soggetto che attualmente sta abusando un potere che non è il suo? Il giudice, secondo me, dovrebbe essere un arbitro imparziale, che non guarda in faccia a nessuno, anche perché qui si tratta di far capire una volta per tutte chi è Renzi. Se ho sbagliato io sono pronto a pagare, non ho problemi, ma se ha sbagliato lui dovrebbe essere lui a pagare dal punto di vista giuridico e penale. Però c'è una sorta di muro da sempre intorno alla figura di Renzi, che non riesco a capire le motivazioni. O bene, io le motivazioni le so benissimo, ma non le posso dire davanti a una telecamera. Sta di fatto, c'è da dire un piccolo dettaglio,
Proprio ieri mi ha contattato anche l'Agenzia delle Entrate della Liguria, il direttore dell'Audi del Sicurezza, dove mi stanno per mandare gli esposti che ho inviato a Genova e che hanno dato per la spintarella alla Scila SRL di Renzi in relazione alla bancarotta della famiglia Renzi. Con questo esposto io ritornerò qui dietro a questo palazzo chiedendo le motivazioni per cui Genova è successo tutto e qui invece non sta succedendo niente, anche perché la CIL ha gli stessi attori, ha gli stessi proprietari ed è la stessa cosa. E sono situazioni che oramai io denuncio da tempo, ma che forse nessuno vuole sentire, perché se qualcuno di questi giudici che lavorano qui dietro veramente avesse il coraggio di indagare su Renzi, io sono convinto che l'Italia poi saprebbe, ecco. Quindi tu pensi che ci sia qualcosa a livello di magistratura, qualcosa a livello di procura che blocca, o comunque qualcosa o qualcuno che fa in modo di non far uscire queste notizie? No, io questo non lo posso sapere. Sta di fatto che è sotto gli occhi di tutti che anche in relazione alla casa di via Alfani che ho denunciato, la Procura della Repubblica di Firenze ha aperto un fascicolo, il 1281 modello 45. Ora, io non sono certo un magistrato, ma è palese che ci sia il reato di corruzione in relazione alla vicenda della casa di Renzi pagata da Carrai. Evidentemente i magistrati hanno usato questo atteggiamento molto soft nei confronti di Renzi, a differenza dell'atteggiamento avuto con il sottoscritto, che appena Renzi mi ha denunciato per una maglietta dove c'era scritto e Renzi ha dilapidato 20 milioni di euro, tra l'altro avendo le prove, i magistrati si sono subito attivati e mi hanno rinviato a giudizio per diffamazione aggravata, senza neanche avere così la bontà di chiamarmi e di sentirmi. Allora Alessandro, ora entriamo nel merito. Allora, per quanto riguarda la casa di via degli Alfani 8, se non sbaglio. Sì, via degli Alfani 8. Ok, tu hai dato una cospicua documentazione a qualcuno del Movimento 5 Stelle. Allora, in relazione alla vicenda della casa di via Alfani 8, dove io ho presentato denuncia, ripeto, i magistrati hanno aperto il fascicolo del cosiddetto esplorativo modello 45, io mi sono incontrato con due consiglieri del Movimento 5 Stelle di Firenze, una si chiama Maria Mamato e l'altra si chiama Arianna Xelakos, mi pare. Alle due consiglieri ho dato vari documenti in relazione sia alla casa di via Alfani 8, ma ho dato anche altra documentazione in relazione a uno strano movimento che il sindaco di Firenze ha fatto. Mi spiego meglio. Il 13 marzo io denuncio la vicenda alla Procura della Repubblica di Firenze, aprono immediatamente questo fascicolo. 3 giorni dopo il sindaco di Firenze, anche lui come Renzi quando scoprì questa vicenda, cambiò al volo la residenza. Ora, siccome tutta questa storia della casa di via Alfani 8 è nata per delle piccole coincidenze e non mi sono sfuggite, alle consigliere del Movimento 5 Stelle di Firenze, ripeto, all'Arianna Xelakos e alla Miriam Amato, ho dato dei documenti sia di via Alfani sia dell'appartamento dove abitava il sindaco di Firenze in Ardella, chiedendo, visto che sono delle consigliere, di fare un'interrogazione sia su Nardella sia di informare i vertici del Movimento 5 Stelle sulla vicenda della casa di via Alfani, anche perché tutta questa storia è nata a marzo in campagna elettorale. Queste vicende il Movimento 5 Stelle le poteva usare in campagna elettorale, cosa che assolutamente non ha fatto, e avendo questo atteggiamento il Movimento 5 Stelle a Firenze ha fatto un favore a Renzi, perché se tirava fuori la storia della casa, ripeto, pagata da Carrai con ipotesi di corruzione in campagna elettorale, avrebbe praticamente tirato. Guarda, ti interrompo, anche quando Grillo è venuto in Santissima Annunziata a parlare c'era un filmato che doveva essere proiettato. Sì. Era un filmato sugli ambulanti sì, cacciati da San Lorenzo. Sì.
questo filmato è stato bloccato, non si sa bene come perché. È stato bloccato Esatto. come è stato bloccato il filmato che è stato fatto da un ex consigliere del Movimento 5 Stelle al sottoscritto, alla signora Mira Amato, dove erano presenti altre persone sotto casa di Renzi. Ecco, infatti tu ci avevi detto che voi avete fatto questo documentario, questo abbiamo documento, fatto questo giusto? video perché da Roma chiesero di fare questa intervista al sottoscritto in relazione alla vicenda della casa. Ok, e questo l'avete fatto sotto la casa di... che è oggetto, diciamo... Sì, sotto casa di Renzi. Il tutto poi è stato dato a due persone, uno si chiama Alan Baritano e l'altra è la signora Mira Amato. Ma questo video non è mai andato in onda. Ho chiesto spiegazioni e la spiegazione è stata che i rumori in sottofondo disturbavano l'intervista, cosa assolutamente non vera, perché in via Alfaniotto non passa neanche una bicicletta. Appunto, Cioè, incredibile. Quindi già da questo capiamo che c'è qualcosa che non va. C'è da qualcosa che non va, perché il Movimento 5 Stelle, che io ho votato, ripeto, ho votato, ma se continua così credo che non lo voterò più. Tra l'altro, appunto, la cosa è molto strana, perché avendo dato tutta questa documentazione al Movimento 5 Stelle, io mi aspettavo che Grillo e Casaleggio, che sono in possesso di tutti questi documenti che io ho inviato, avesse un atteggiamento diverso nei confronti sia del sottoscritto, ma anche e soprattutto nei confronti di Renzi. Ma infatti ricordiamo che tu il 10 ottobre volevi andare, ti eri proposto di andare sul palco con Grillo proprio per presentare tutta la documentazione e far conoscere alla gente, perché dalle nostre indagini la maggior parte delle persone non sa nulla di queste cose, perché noi sappiamo che i media, partendo dalla 7, Rai 3, Rai 1 eccetera eccetera, tutti i giornalisti poi stanno facendo una apoteosi della grandezza di Renzi, e non si capisce bene queste cose, o sono pagati o c'è qualche problema, insomma, in questo. Ma dirò un'altra cosa, c'è l'ordine, e qui me ne assumo le responsabilità, c'è l'ordine ben preciso a tutti i giornali, giornaloni e televisioni di non parlare della vicenda Renzi-Majorano, e questo sono venuto a saperlo da giornalisti miei amici che sento settimanalmente, e l'ordine è quello di evitare l'argomento Renzi-Majorano, e me ne assumo le responsabilità di quello che dico. Quindi questo a maggior ragione dà la certezza che c'è qualcosa che non va. Ma che c'è qualcosa che non vada è palese, però io sono convinto anche di una cosa: oggi Renzi serve, nel momento in cui non servirà più, come lo hanno fatto salire velocissimamente al potere, lo butteranno giù a calci in culo, e io sarò lì a aspettarlo.